Buongiorno, sono Fabrizio Boscolo, insegno qui all'Istituto Alberghiero Cipriani di Adria e oggi abbiamo fatto questa manifestazione a favore del granchio blu. Granchio blu, opportunità, dal suo punto di vista di chef, che cosa potrebbe migliorare l'offerta gastronomica del nostro territorio? Ma guardi, il granchio blu più lo si lavora più lo si scopre, nel senso che l'abbiamo provato a fare in tanti modi e anche l'abbiamo provato a fare come altri tipi di crostacei molto più pregiati, tipo l'astaco, l'aragosta, e utilizzando la polpa del granchio blu. I risultati fino adesso sono sempre stati ottimi, devo dire. Sì, potrebbe diventare una risorsa sicuramente, il prezzo si attesta ancora su valori buoni e diciamo che la resa è anche molto interessante. Ecco, questo granchio ha delle caratteristiche particolari, essendo dell'Adriatico, e anche come pezzatura è sufficiente da fare un commercio secondo lei? Allora, diciamo già che c'è una differenza tra il maschio e la femmina, è da preferire dal mio punto di vista il maschio perché ha una pezzatura che può raggiungere anche dimensioni abbastanza notevoli, la polpa è bella soda, diciamo che non la metteremo mai in paragone a una gran seola per esempio dell'Adriatico, un gran siporo nostrano, però è un prodotto che può dire veramente la sua, è un prodotto che è molto poliedrico, l'abbiamo provato sia con specialità abbinate a prodotti locali, oggi lo abbineremo con la polenta biancoperla, con la ciabatta polesana, con il riso carnaroli del Delta del Po, ma abbiamo fatto anche dei piatti utilizzando preparazioni classiche per l'aragosta, per esempio l'americana all'armoricana, con la salsa mornay, gratinato al forno. Quindi la resa della polpa è interessante, diciamo che un granchio medio sui 200 grammi, 250 grammi arriviamo a fare 2 porzioncine buone di antipasto. Potrebbe diventare secondo lei una grossa opportunità per l'economia polesana? Guardi, questa è una grande incognita, è una grande sfida per noi perché per ora ci rendiamo conto che i danni superano di gran lunga i benefici. È un peccato insomma che ci siano tutte queste problematiche legate a questa specie aliena. Sicuramente il prodotto va proposto, riproposto, va pescato, va limitato nei nostri mari e va contenuto in tutti i modi possibili. Certamente la cucina e la gastronomia fa la sua parte. Quanto è importante la sinergia tra la cucina e le proposte che fanno appunto con questa specie aliena e voi che, o meglio, i suoi studenti che poi dopo proporranno in sala questo prodotto? Allora, la conoscenza del prodotto è fondamentale per noi, come anche la conoscenza della ricetta, così possiamo consigliare al meglio i nostri ospiti questa pietanza che si affaccia nella gastronomia dell'ultimo periodo. Ecco, lei che l'ha provato, cosa trova di qualità particolari di questo granchio blu, magari confrontandolo con altri crostacei? Allora, il granchio blu sicuramente ha una polpa apprezzabile e il sapore si abbina bene con tantissimi altri ingredienti. Potrà diventare una specialità del nostro territorio come le vongole, come l'ostrica rosa? Sicuramente sì, potrebbe diventare una specialità del nostro territorio, sempre preservando naturalmente le nostre cozze DOP, le vongole del nostro territorio e le ostriche naturalmente. Praticamente la preparazione di questo crostaceo come si svolge? Abbiamo iniziato curando il granchio blu da crudo per poi farlo saltare in padella e ricavarne la polpa per formare una croquette con la purea di patate, il sale, il pepe e il formaggio e poi avvolti dalla pasta filo, che adesso va fritto e servito con degli spuntoni di guacamole e pomodorini. E questo sarebbe la moleca o il granchio normale? Questa è la moleca? Il granchio normale. E tempo di preparazione? E abbastanza breve per quanto riguarda la frittura, invece la cottura delle patate e del granchio anche lì è abbastanza breve. E la preparazione invece del granchio, tirar via il carapace eccetera, è lunga? Se si prende un po' la mano ci si abitua, diventa una procedura corta, basta solo stare attenti al carapace. Ecco, voi invece state preparando il granchio blu in che sistema? Abbiamo fatto una salda di polenta con farina mais biancoperla, l'abbiamo preparata e messa sugli stampi, in seguito abbiamo fatto
come si vede con la polpa del granchio l'abbiamo spolpato, bollito prima in precedenza e unito con una besciamella, la salsa Worcester e messa sopra come decorazione. Qua invece abbiamo fatto il ragù che andrà sui crostini di pane, sempre il granchio, questo è il salto invece, e l'abbiamo fatto cucinare con un po' di concentrato di pomodoro, con una base di soffritto e aggiunti i pomodorini. Ha fatto andare e questo andrà sul condimento sia un po' degli gnocchi che su quello dei crostini di pane. Ecco, quanto tempo ci avete messo a fare questo e quanti granchi ci sono qua dentro? Allora, su tutte le preparazioni più o meno ci sono un 8-9 kg di granchi e siamo qua dalle 8:30, quindi più o meno 2 orette abbondanti. La fase più difficile della preparazione? Sicuramente a parer mio è il curare il prodotto, la materia prima, il granchio, perché è un prodotto abbastanza resistente, che comunque è abbastanza duro e bisogna spolparlo, lavarlo e starci abbastanza dietro. Dopo la cottura viene a sé, ma è una cosa abbastanza semplice.